dottor Chieri, ho il piacere di porle qualche domanda sull'attività della FAST. E io ho la gioia di rispondere. Bene, bene, benissimo. Vorrei chiederle, a parte che abbiamo avuto modo di sentire di quante meravigliose iniziative la FAST intende realizzare per l'anno prossimo, volevo chiederle se nel corso della sua lunga attività, possiamo dire, alla guida della FAST, ha notato un cambio di atteggiamento da parte degli studenti nei confronti di queste attività che li avvicinano al mondo della scienza e della ricerca, se ha notato una maggiore competenza, un interesse cresciuto verso l'innovazione digitale, verso le discipline STEM. Assolutamente sì, nel senso che noi seguiamo questo concorso dal 1989, quindi 36 edizioni, credo che siano sufficienti come storia pregressa che abbiamo fatto. E quello che ho notato è che c'è una maggiore attenzione da parte degli istituti superiori e dei ragazzi, perché sono la vera sostanza che a noi interessa, verso l'innovazione tecnologica, verso quello che noi chiamiamo STEAM, nel senso di scienza, tecnologia, ingegneria. Io aggiungo anche la parola arte, perché che non guasta. No, è matematica. Perché arte? Perché pensiamo al nostro patrimonio artistico e architettonico, che è enorme. Noi abbiamo, come dice l'UNESCO, non è sottoscritto, il 70% del patrimonio artistico e architettonico mondiale, che dobbiamo difendere, vediamo troppo, essendo troppo. E dietro un quadro, una statua, diciamo una struttura architettonica, c'è una serie di competenze di chimica, fisica, di calcoli matematici, di conoscenze varie di tutte le discipline per poterlo conservare e tramandare anche ai posteri. Quindi quello che poi ho notato è che si sono valorizzate molto delle scuole di eccellenza in Italia. Purtroppo non tutti sono di serie A, anche nel calcio abbiamo la A, la B, la C, la D, eccetera. E anche nelle scuole abbiamo degli istituti di eccellenza. Il Canizzaro è uno di questi istituti di eccellenza in Italia, mi fa molto piacere. Anche Esatto, assolutamente. E queste sono aumentate e soprattutto c'è anche una competizione nel mandare progetti. Addirittura abbiamo delle scuole che dopo una severa selezione interna presentano 5 o 6 o 7 progetti, che poi dobbiamo escludere, perché abbiamo dei limiti di spazio poi per la finale. Però abbiamo sempre delle carte di riserva, nel senso che per candidare, che per dei progetti candidati ma che non sono venuti alla finale della FAST, presentiamo un grande ventaglio di altre opportunità in giro per il mondo, grazie al fatto che noi abbiamo degli accordi di collaborazione con delle associazioni internazionali. Per esempio, vi richiamo sempre la MILSET, questo movimento internazionale per la scienza e la tecnologia nel tempo libero, che fa una serie di manifestazioni a livello continentale e a livello internazionale. Per esempio, quest'anno, nel 2025, l'Expo Science International si terrà ad Abu Dhabi dal 27 settembre al 3 ottobre. Non solo abbiamo mandato quelli che la giuria ha selezionato come finalisti di quest'anno, ma anche abbiamo aperto ad altri che poi, anche degli anni precedenti. Perché? Perché in quel caso sono ammessi studenti fino a 25 anni. Perché perdere questa occasione? Infatti ad Abu Dhabi ci sono attesi almeno partecipanti da 70 paesi. I collegati con il 7 sono 87 con 126 organizzazioni. In Italia siamo in due, c'è un'istituzione di Mantova e noi della FAST. Noi siamo storici, però siamo anzi i rifondatori di Milset Euro. E l'anno prossimo ci saranno questi contest continentali, per cui Expo Science Europe si terrà per esempio a Mantova, perché hanno selezionato l'Italia come organizzatore dell'esposizione scientifica europea per il 2026. Contemporaneamente in altre date ci sarà in America Latina, in Asia, in Africa e anche a Vostok, che sono quelli Milset Est e l'ex Unione Sovietica, la Federazione Russa e le ex repubbliche dell'Unione Sovietica, che organizzano delle manifestazioni. Quindi ci aspettiamo, diamo opportunità oltre ai finalisti, anche ad altri. Benissimo. E allora la ringrazio per il suo intervento e per tutte le iniziative della FAST che sono apprezzatissime dai docenti, dagli alunni della nostra scuola, e speriamo sempre di dare un nostro contributo, di esserci con voi. Bisogna lavorare per i giovani. Io non l'ho detto oggi, ma lo vorrei ripetere ancora. Una battuta di un poeta turco:
I ragazzi devono ancora vivere i giorni più belli della loro vita. I ragazzi devono ogni giorno scrivere la pagina più bella della loro vita, migliore del giorno precedente, e quindi essersi un crescendo, guardare avanti con entusiasmo, con fiducia. Il futuro è loro. Bene, la ringrazio Grazie. molto. Grazie.